altro mestiere, e a vendere che c'era, no, c'era, non so, di persone forti, robuste, e c'erano tocchi di donne proprio veramente. E andava a trarre l'acqua al pozzo e faceva iscia, anche per i campi, per entrare. E lavava e asciugava, perché esisteva nei campi a Venezia, che non mi ricordo di certo, perché se no cavaria 200 anni, ma che c'era chi che tirava i gansi, alzava con i bastoni e tirava le corde e metteva a asciugare in iscioi tutta quanta la gente, cioè chi lavorava per la gente che lavorava, che c'era i nobili, che c'era gente che poteva e per poco poverette che guadagnava perché tanto ne veniva a pagare. Queste c'era e a vendere tante di qui e veniva da campagna, dalla montagna, e c'era Furlane e veniva dai isole nostrane, qua che avevamo attorno noi altri a Venezia, e queste tante e incontravano anche il Moroso a Venezia, il Barcarol, il Murer, quello che faceva un mestiere, il Marangon, il Lustrin, e si sposava e creava una famiglia. E qua e restava e si impiantava.